Ciao a tutti, quest'oggi sono nel mitico percorso delle 52 Gallerie del Pasubio, prima galleria. Per fortuna il sole al momento ci risparmia perché qui a mezza costa sarebbe veramente impegnativa. Ricordo che siamo in terreno sacro e quest'opera mastodontica di ingegneria militare è stata catalogata come la più all'avanguardia e la più straordinaria a livello europeo, quindi partita nella costruzione con 20 operai e conclusa con 600 soldati specializzati apposta per fare questi lavori. Quindi pensate la fortuna di poter ammirare quest'opera così vicina a noi. Ogni tanto invece si vede qualche fazzoletto. Il parcheggio basso sotto Bocchetta Campiglia. Vedete il parcheggio vero e proprio, vedete Posina sullo sfondo. Prima fuori Aerione qui davanti. Galleria numero 16. La galleria più lunga. 370 metri di percorso. Queste invece sono vitali finestrelle di aerazione, perché minare sotto la roccia qui senza una via di fuga per l'aria deve essere stato veramente una situazione difficile. Bellissimo qui, molto ben levigata, ma insomma aver buttato questo ghiaione l'ha abbassata di molto, cioè si è alzato il pavimento in pratica. Comunque mai viste in vita mia finora le gallerie così asciutte, anche quelle più profonde. C'è una siccità allucinante quest'anno. Guardate che spettacolo. Massiccio del Calega sullo sfondo. Mamma mia, c'è un vento bello fresco contrario che porta giù un odore tipo latrina. Mamma mia che... Forse perché c'è qualche fazzoletto con qualche residuo umano, diciamo. Che schifo di sensazione però, mamma mia. Bruttissima idea essermi fermato qui a leggere l'insegna, visto che qui ci vuole la maschera antigas, mamma mia. Purtroppo vedo che passano gli anni, però il livello di rispetto e di educazione delle persone è sempre fermo al Medioevo come una volta. Devono essere stati scambiati proprio per i bagni chimici, anfratti qui laterali. Sono tempestati di regalini. Vabbè. Certo non capisco il motivo di mettersi dentro in galleria, già che non piova e farà una fatica incredibile a decomporsi, ma perché non fuori? C'è tutto lo spazio del mondo, almeno fuori dopo, vabbè. Altro cesso. Non riesco a capire se ce l'ho impregnato nel naso oppure se è proprio nell'aria. Mi sembra di sentire un perenne odore di pannolini, di neonato, tipo, mamma mia, è quanto sgradevole e fastidioso. Intanto sono arrivato alla galleria numero 32. Guardate che capolavoro ingegneristico, mamma mia.
proprio necessario imbartare tutto con tutti questi adesivi. Ecco proprio adesivi, un'altra roba che non riesco a concepire. Già stavo parlando prima dei bisogni umani, diciamo, dentro le gallerie. Anche gli adesivi lì c'è proprio bisogno di andare ad applicarli ovunque. Già microplastiche ce ne sono a iosa. Mancano solo questi talloncini qua. Tra l'altro era un'idea stupida anche mia che avevo pensato all'inizio appena aperto il canale, dopo fortuna che ci ho ripensato. Se mi sentite un po' col dente avvelenato perché già comunque a me la natura piace così selvaggia, grezza com'è. Già vado a raccogliere rifiuti in giro abbandonati giù in pianura che ragazzi da mettersi le mani nei capelli, ma vedere anche carta igienica, fazzoletti inquinano, non è che puff scompaiono, quindi boh, non riesco a capacitarmi. Giro solo la camera, sembra assurdo, ogni volta che c'è un cartello da leggere c'è il cesso incorporato, mamma mia ragazzi. E voglio farvi notare che c'è il dirupo qua sotto, ma sarebbe tanto poco a volte. Galleria numero 37, Balilla. Ogni volta che ci torno mi sembra sempre di vedere meglio, qualche dettaglio in più rispetto alla volta precedente. Infatti mi ero ripromesso di farlo una volta all'anno, che negli ultimi anni ho perso un po' smalto, diciamo, in questo, anche per andare a fare mete diverse, diciamo. Guardate il bellissimo cimon del Soglio Rosso. La Val Fontana d'Oro, già percorsa su un video di qualche anno fa. Dopo tanti angoli vomitevoli mi concedo questa visuale stupenda verso la Val Sorapache. Poi intanto prosegue la ferrata Falcipieri. Siamo ai piedi del cimon del Soglio Rosso. Infatti qui è anche il punto più alto delle 52 gallerie perché si sfiorano i 2000 metri. Il sentiero di Pria Favella, Galleria d'Ave, strada degli eroi. Fantastico questa zona, oh. Peccato appunto averla deturpata con tutto lo schifo che ho visto per strada. Mamma mia. E grazie al cielo oggi il tempo ci ha fatto la grazia di essere mezzo nuvoloso contro ogni previsione. Il classico balcone dove fare la foto prima del Papa. Mamma mia, sembra incredibile, ma proprio nell'ultima galleria c'è un odore di urina. Mamma mia. Mamma mia, che peste. Ed ecco qui, siamo giunti all'uscita. Vedete come alle 9:34 non ci sia ancora tanta gente. Può essere anche il fatto che siamo lunedì. Bene, qui all'ombra delle porte del Pasubio io vi saluto. Sono arrivato appunto a Rifugio Papa. Purtroppo avete visto la situazione delle gallerie sempre sporche, sempre luride,
Pensavo anche peggio, però sicuramente pulite non sono. Un gran peccato deturpare comunque una zona sacra così, con tutte le persone che qui hanno lasciato la vita tra immani, sofferenze, vedere una mancanza di rispetto così come nei ricoveri laterali. Spero che abbiate avuto piacere a tornare su qui con me e adesso io vi saluto che ho un'altra meta in programma.